È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Pascetta, il bambino di Codevigo di 6 anni, morto all'alba di sabato mattina per una crisi respiratoria. Il piccolo era risultato positivo al Covid lo scorso 27 aprile ed era stato visitato anche al pronto soccorso di Chioggia, dove era stato portato perché non stava bene e aveva la febbre alta, ma era stato dimesso poco dopo. I genitori avevano poi nuovamente chiamato l'ambulanza che aveva visitato a casa Francesco. La situazione è peggiorata all'alba di sabato mattina. L'ambulanza di Piove di Sacco questa volta ha portato il bambino in pediatria a Padova, ma la crisi respiratoria era così forte che Francesco è arrivato morto in ospedale. I genitori, stravolti dal dolore, e la sorellina di 9 mesi sono tutti positivi e sono in isolamento a casa. Proprio i genitori e i loro familiari hanno espresso il rammarico per non aver vaccinato Francesco. Il bambino non aveva patologie respiratorie, negli ultimi 2 anni era stato in cura per alcuni accertamenti, ma non riguardavano l'apparato respiratorio. La notizia della morte di Francesco Pascetta, che avrebbe compiuto 7 anni, ha sconvolto le comunità di Chioggia e Pelestrina, dove vivono i nonni e dove sono cresciuti i genitori, e anche il comune di Codevigo. Il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo. Nel frattempo l'ospedale di Chioggia ha fatto sapere che sono in corso accertamenti sugli accessi in pronto soccorso del bambino.